Buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di domenica 23 maggio, prima corsa, cavalli di 3 anni, 1660 metri in 7 al via, Canal Grande Rob, Christian Griff, Celeste K, Clarissa Lewis, Carlitos ZS, Cooper GV in prima fila, Catherine Recchi in seconda. Macchina che stacca in questo momento con tentativo di Clarissa Lewis di assumere il comando, si oppone però Canal Grande all'interno, ripiega subito alla corda invece Christian Griff sulla piegata. In vantaggio Canal Grande Rob che si è opposto a Clarissa Lewis che rimane al largo dopo i primi 200 in 14,9, seconda posizione che ha conquistato Cooper GV con un ottimo lancio dall'esterno, poi Christian Griff in terza posizione, 400 metri che se ne vanno in 30 secchi, Canal Grande Rob in vantaggio, Clarissa Lewis ha potuto accodarsi in seconda posizione. A questo punto la mossa esterna da parte di Christian Griff che esce al largo dopo i primi 500 metri di gara e al paletto dei 600 si prodiga per corsie esterne e avvicina la testa dopo 700 metri di gara. Intanto completamento del mezzo miglio che il leader percorre in 1-1-3. Per corsie esterne c'è anche Carlitos ZS che segue direttamente l'azione di Christian Griff, cavalli che si avvicinano al chilometro. Completato in 1-16-2, 14-9 ancora la frazione, insiste al largo. Christian Griff attacca con decisione Canal Grande Roba a 500 dal palo mentre gli altri sono discosti e Carlitos ZS finisce numero 5 Carlitos ZS squalificato. Replica ancora Canal Grande Rob. Christian Griff però si sta avvantaggiando, mette qualcosa davanti all'avversario che però è ancora in grado di replicare. Completamento della piegata e ingresso addirittura d'arrivo, match a 2 in arrivo con Carlitos che con Christian che però nel finale passa di misura ma nettamente e controlla la situazione per vincere sullo stesso Canal Grande Roba. Al terzo posto chiude Celeste e K, 1.15,5 con 37 a chiudere, 14,8 la retta d'arrivo. Impressione davvero di cavallo in crescita questo Christian Griff che Roberto Vecchione porta al successo per conto di Holger Ehlert da favorito. Corre comunque molto bene, Canal Grande Roba al comando, cedendo soltanto agli ultimi 100 come le immagini ci mostrano. Terzo posto per Celeste e K che finalmente a percorso netto finisce il percorso al terzo posto.